Bene, eccoci insieme anche oggi in questa puntata insieme a Fabio Gemo, che è un antropologo, ma in questo caso è anche il direttore dell'Ethno Film Fest. Parliamo di un evento, ma parliamo anche del territorio che lo ospita, perché parliamo della 12ª edizione di questo festival dedicato alla cinematografia etnografica, che si svolge però a Monselice, provincia di Padova, che è diventata nel corso degli anni una sorta di capitale, capoluogo, insomma, di questo genere cinematografico del nostro paese, tant'è che ne è nata pure una scuola. E devo dire che quando 12-13 anni fa, insomma, ho visto la prima edizione di questo festival, ero rimasto onestamente sorpreso dal fatto che a Monselice si dedicasse attenzione a questa cinematografia di nicchia. E partirei da là, spiegando che cos'è innanzitutto appunto il cinema etnografico. È documentaristica o è altra cosa? Sì, certo, è documentaristica. Diciamo che il documentario etnografico si differenzia dal documentario, diciamo, generico, per il fatto che chi normalmente approccia questo filone arriva da una formazione legata alle scienze sociali o comunque all'antropologia in modo particolare. Quindi il documentario etnografico prevede sempre alle spalle una ricerca sul campo che poi sfocia nella costruzione di un documentario. Sono due percorsi diversi rispetto al documentario, diciamo, generalista. In ogni caso, ecco, Monselice sì, è diventato negli ultimi anni un luogo estremamente importante per questo tipo di cinematografia, perché ospita il festival, ospita una scuola da 4 anni unica in Italia. Quest'anno il festival è dedicato a Luigi Di Gianni, uno dei padri del documentario italiano, del documentario etnografico in modo particolare, scomparso qualche giorno fa, e proprio grazie a Luigi Di Gianni il festival si è sviluppato negli anni, è stata sempre una figura presente in quasi tutte le edizioni e così anche per la scuola, è stata una figura importante per la nostra didattica, sia come docente ma anche proprio come consigli, insomma, che ci ha dato nella costruzione del percorso didattico. E quindi Monselice porta avanti questo progetto, devo dire, negli anni ha continuato a crescere, oggi anzi inizia a avere anche delle difficoltà logistiche proprio per la presenza di pubblico. Lei per professione è antropologo, sì. È frequentatore del mondo, è di Monselice, quindi in qualche maniera ha voluto organizzare qualcosa dove ha le radici. Però dopo 12 anni si sarà chiesto il perché del successo di questa scommessa, perché tale era. Ma sinceramente non me lo sono chiesto. Ho scelto Monselice perché era la mia città. Il mio lavoro si è sempre svolto e si sta svolgendo molto all'estero, in modo particolare in America Latina. Quando c'è stato, forse quello che mi ha spinto ad aprire questo progetto nella mia terra era il fatto che, sì, certo era una scommessa, avrei potuto aprirla a Padova o Milano o in altri luoghi, però sicuramente negli ultimi anni la tecnologia da questo punto di vista ci aiuta, cioè oggi poter poi organizzare qualcosa di estremamente valido, importante anche in un luogo meno centralizzato, perché la comunicazione comunque la puoi avere con molta facilità, cosa che 30 o 40 anni fa sarebbe stato più difficile. E quindi ho scommesso di farlo nella mia terra per regalare qualcosa al mio paese dove ero cresciuto e vedo che sta funzionando, quindi ne sono orgoglioso di poter avere un centro di questo tipo, non a Milano ma a Monselice. Non è difficile promuovere un festival cinematografico, seppur di nicchia, proponendo Monselice? Sì, beh, è difficile, diciamo che la difficoltà forse più che Monselice è proprio diciamo, la collocazione del festival, cioè il fatto che tratti di documentario etnografico. È anche vero però, c'è la doppia faccia della medaglia, un festival sul documentario etnografico oggi è pressoché unico a livello nazionale e questo significa avere un'esclusiva. Cosa vuol dire documentario etnografico? Cioè sono dei documentari dedicati alle popolazioni, alle genti? Le popolazioni, attenzione, tutta l'antropologia quando è nata a
fine Ottocento ha iniziato con un interesse straordinario per tutto quello che era, come dire, l'esotico, l'altro, le popolazioni lontane, eccetera, ma nel corso degli anni, oramai per tutto il Novecento, l'antropologia ha iniziato invece poi a interessarsi dell'uomo a 360 gradi, quindi non solo chi era lontano da noi, ma noi stessi all'interno delle nostre culture, quindi la documentaristica etnografica. All'interno di un documentario etnografico si possono trovare temi come gli Yanomami dell'Amazzonia, ma come i ragazzi di un quartiere di Milano. Ecco. Quindi ha molti Perché nell'immaginario collettivo, almeno il mio, mi parla di documentario etnografico, vedo l'aborigeno. Sì, no, assolutamente no. L'antropologia oggi copre tutto quello che appartiene alla sfera umana e quindi al comportamento umano, a quelli che sono gli universi simbolici nelle diverse culture. Anzi, oggi direi che nella società l'Italia da questo punto di vista soffre abbastanza la situazione dell'antropologia, perché è una disciplina sempre un po' defilata, cosa che invece oggi ci sarebbe molto bisogno di questa disciplina all'interno delle scuole, vista la complessità dell'incontro con l'altro, di culture che si intersecano, eccetera, e invece è poco presente. Lei, forte forse del successo di 12 edizioni, però devo dire non si fa mancare nulla. Intitola il festival di quest'anno Eros e Thanatos, voglio dire, che già è un festival di nicchia ed ha anche un tema complicato, complesso, amore e morte. Sì, diciamo che appartiene a quello che è il nostro percorso come centro studi sull'etnodramma, perché il festival è organizzato dal centro studi sull'etnodramma di cui io sono il direttore, che è un centro che si occupa di antropologia applicata al cinema e alle arti performative. Quindi a tutto quello che appartiene anche alla sfera delle feste popolari, delle feste religiosi, fino ad arrivare al teatro in senso stretto. Io ero responsabile di un festival fino a qualche anno fa che si chiamava Opera Cantica, che era dedicato proprio a questo. Ed è in questo momento in stand-by perché lo riapriremo un po' più avanti. Abbiamo dato proprio fiato a questo festival che ci interessava molto. Però ecco, sono temi cari al Centro Studi sull'Etnodramma e quindi a me. L'anno scorso il festival era dedicato al corpo e quindi ha aperto un filone che verrà portato avanti per parecchi anni. Il tema Eros e Thanatos sono due colonne portanti, diciamo Eros e Thanatos sono due colonne portanti proprio della vita umana, perché l'Eros va inteso non solamente come erotico, che è una parte, diciamo, cioè è contenuto all'interno del termine Eros, ma Eros è un termine molto più complesso, molto più ricco, è questa spinta, è questa forza vitale che ci portiamo dentro e che però si deve confrontare con il limite della morte, cosa che nella nostra società si fa molto poco. Il paradosso è che noi viviamo nella nostra società contemporanea occidentale, noi siamo sommersi da immagini di morte attraverso i quotidiani, la televisione, il network di vario genere. Quindi vediamo molti morti, spesso anche per noi virtuali, perché ce li vediamo attraverso mezzi, come dire, quindi arrivano da lontano, mentre il tema della morte è stato bandito quasi dalla nostra cultura, non si tratta il tema della morte, però il tema della morte va ricordato che è quello che dà la misura della vita. Se si toglie il confine, quello che è la cornice in qualche modo al quadro, il quadro rimane sospeso. Quello che lo colloca e lo definisce è proprio la morte che definisce la vita. Il memento mori, quello che un tempo si chiamava il memento mori, cioè ricordati che devi morire. Qualcuno pensa sempre che tutto questo meno è presente nella nostra vita quotidiana e meglio è qualcosa che deve essere allontanato e non ricordato. Invece è il contrario, la vitalità è una vita straordinaria, la si ha solamente quando ci si rapporta con questo limite. Perché una volta che io mi rapporto con questo limite, all'improvviso tutto quello che mi resta, cioè il vivente, la vita, la forza vitale diventa straordinaria, perché so che in qualsiasi momento la potrei perdere. Quindi non è, come dire, una visione oscura o nera, diciamo, è al contrario, una forza vitale arriva con la consapevolezza del mio limite, della fragilità del mio vivere. E a parlare di Eros e Thanatos in questo fine settimana, perché non l'abbiamo ancora detto, il Festival del Cinema Documentario Etnografico si svolge in questo fine settimana fino al 2 di giugno, ci sarà proprio sabato Vittorino Andreoli, che è un noto psichiatra di fama mondiale. Poi vedo tra gli ospiti anche Adriano Madaro, collega giornalista e uno
dei primi ad aprire le vie con la Cina, ormai credo sia uno Certo. dei più esperti sinologi italiani. Certo, e lui aprirà proprio affrontando il tema della morte, però in Cina. Assieme a lui poi ci sarà... Con un sorriso, tutti si domandano dove muoiono i cinesi in Italia, perché nessuno li vede, Sì, non vede mai i funerali cinesi. Certo, però ecco, lui tratterà il tema della morte, avremo Vittorino Andreoli che tratterà invece di Eros e Thanatos nella società contemporanea e altri ospiti, sicuramente ricorderei poi anche Silvano Agosti che invece paradossalmente tratta il tema dall'altra parte, cioè D'amore si vive, col suo straordinario documentario dell'84 che viene riproposto in questa occasione, una sorta di omaggio a Silvano Agosti, che sarà sicuramente una presenza interessante, assieme anche poi ad altre figure come va ricordata la presenza straordinaria di Cecilia Mangini, la prima documentarista donna in Italia che sarà presente al festival, compagna di Pasolini nel lavoro in molti lavori che sono stati eseguiti, e arriva direttamente da Cannes perché in questi giorni lei era a Cannes nonostante la sua importante età, perché si è voluta cimentare come attrice in un film francese. Però ecco, la presenza di Cecilia è di grande rilievo per il festival. Poi per concludere, a proposito di quello che diceva prima rispetto all'etnografia contemporanea, c'è anche un omaggio a Ciboto e a Scanoboa, che è questo luogo mitico polesano. Esatto, che è scomparso recentemente, un paio d'anni fa. Ci sarà questo lavoro proprio su Scanoboa, diciamo, lo spettacolo è un viaggio, diciamo, parte da Scanoboa e è un viaggio su quello che è stato il mondo che ha frequentato Ciboto, le sue frequentazioni, i luoghi, eccetera. E quindi è una full immersion proprio su quella che è stata la sua visione, frequentazione, e penso che sarà un lavoro interessante per chi lo vede, fatto di voce e di musica, perché c'è la presenza anche di Tombesi, dei Calicanto. E il tema qui dell'amore e della morte, dell'Eros e Thanatos, ci stanno all'interno di questo lavoro perché c'è un grande amore per questa terra da parte di Cibotto, che l'ha amata tantissimo, ma sempre con questo risvolto un po' nostalgico per molte cose che si sono andate perdendo. E lo stesso romanzo Scanoboa ha questa, diciamo, doppia faccia, ha questo filo rosso che interseca amore e morte all'interno del romanzo. Grazie a Fabio Gemo, che è il direttore della 12ª edizione della Mostra del Cinema Documentario Etnografico, questo fine settimana a Monselice fino al 2 di giugno. Grazie. Grazie a lei. Buona giornata a voi, alla prossima.